Eccoci qua. Ciao a tutti. Oggi siamo a Sant'Antonio Tortal, ai confini tra le province di Belluno e di Treviso, e andiamo a fare un bel percorso ad Anello, che si chiama Brent de l'Art, dove ci sono delle bellissime cascate sul fiume. Il tempo non è dei migliori, Sì, ma non è dei speriamo migliori. che non piova, se non altro. Qui siamo, dove siamo qui? Sant'Antonio Tortal, campi Sui sportivi. campi sportivi. Va bene, dai, andiamo vediamo, e dai. ci aggiorniamo più su. Ecco qui, siamo arrivati al cartello. Allora, ciao. Ciao. Che si andava verso giù. Ecco, qui ci sono i parcheggi, però con la macchina non si può arrivare. Non ci si può arrivare, quindi vuol dire che erano i parcheggi di una volta. Oppa, questa è la terza tappa. C'è anche il lupo, hai visto? Il lupoide. Ah, qui ci sono anche le scalette, molto carino. C'è lupulo lì, lupulo là. Citazione da Frankenstein. Sì. E siamo quasi arrivati giù ormai al torrente. Eccoci qua, molto bello. Sì. Meraviglia comunque, cioè una cosa meravigliosa. Sì, sì, adesso andiamo a vedere anche là. Un po' di attenzione. Dai, carino, dai. E 2 passi da casa. Spettacolo di rocce sedimentarie, si vedono tutti gli strati geologici. Questa è un'area nota per le orchidee, ci sono vari tipi di orchidee che crescono, sì, e c'è tra i vari tipi di uccellini c'è il merlo paiolo e la ballerina gialla, che non abbiamo ancora visto, ma che vedremo. Perché anche un po' di strada è proprio bagnato.
se merita comunque, dai. Davvero un posto Sì. magnifico. Se ci Meraviglioso. fosse sole sarebbe meglio, ma... Ecco, le rocce che vedete alle mie spalle sono rocce che si sono formate nel periodo in cui qui c'era un bacino di mare profondo, il cosiddetto bacino trentino-bellunese. Quelle che vedete sono rocce strati di marne alternate a strati di argilla. La marna è una roccia mista di argilla e calcare. Questa parte qui è rossa perché ci sono dei sedimenti di una piccola parte di ossido di ferro. Se invece inquadri verso l'alto vedi che la parte Sì, grigia è più chiaro. è più chiara, quella invece sono un altro tipo di marne che si sono formate successivamente, sempre per sedimenti quando ancora era mare, e hanno dentro una parte di animali, di molluschi, di gusci di molluschi invertebrati. Infatti io sul tragitto per venire qui ho visto un fossile. Sì, sì, Sulla roccia sicuramente, c'era una sic- conchiglia, qualcosa del genere. sicuramente è una zona da fossili questa. Guarda che meraviglia. Sì. Vabbè dai, proseguiamo e facciamo il giro d'anello e ci aggiorniamo. Si sono formate in un'epoca relativamente recente, quando l'Ardo, cioè il fiume Sì, in dialetto è l'Ardo, Art, ha cambiato corso per via di una Sì. frana, e ovviamente il fiume ha scavato mettendo in rilievo queste sedimentazioni qui. Piedi, guarda, fai come me, così, così, poi tira la corrente. Ok, ok. O che saltiamo di qua o di là. Stretto? Questo è un bivacco di cacciatori, vedi? No, no, è proprio così, eh. Questo è un bivacco che si fanno per i cacciatori, si nascondono e poi lo capriolo, sì, si mettono anche controvento in maniera che non sentono il tuo odore, e appena arrivano su, badabino e badabum, poverini. Posso capire
una volta che lo facevano per fame, ma adesso vabbè, che spettacolo. Qui si va, c'è un torrente, che bello comunque. Hai visto pannocchie che li mettono, poveracci, poi i caprioli, bravi, bravi, così si fa, proprio bravi, perché anche loro fanno fatica a trovare a mangiare, non è più come una volta che era tutto abitato, quindi ce n'era per tutti. E questo è il ponticello, quello del giro ad anello. Peccato che piove, Pazienza. Peccato, perché il percorso è veramente carino, molto molto bello. Sì, è dato anche a famiglie, Sì. con bambini, non è pericoloso. È un percorso che merita. Anche di livello. Allora, Hai visto le formazioni rocciose? Sì, Tutte a strati, sembrano dei libri, guardale. sì. Pazzesco pensare che qui nel Cretaceo c'era un mare profondo, Sì, sì, profondo, esatto, fino alla barriera corallina che adesso è il Cansiglio. esatto, esatto, proprio così. Qui si viene dalla chiesa. Ecco qui, abbiamo chiuso il giro d'anello. Eccoci arrivati. Allora, il posto vale la pena, è bellissimo, però c'è una parte del finale e iniziale del Giro d'Anello che è su strada, una parte addirittura sulla statale. Sì, In più, vedete qua dietro, ci sono i parcheggi a pagamento che adesso sono tutti chiusi, ma in primavera ed estate bisogna anche tener conto di quello. è tutto divieti dappertutto di parcheggi qualsiasi parte. Quindi sì, Io consiglierei arrivare fino al ponticello del fiume, del torrente, e poi ritornare su. sì, Io non esatto. consiglio Poi non il fare il Giro d'Anello perché No, no. altrimenti è troppo, c'è Sì. troppa strada e anche pericolosa. Sì. Vabbè dai, Alla alla prossima, ciao.